Finale tutta sudamericana sui campi del TC Padova per l'edizione 2017 dell'ITF Future da $15.000. A trionfare sul rosso di Via Libia è stato il 25enne argentino di origine italiana Andrea Collarini, che con un doppio 6-4 ha avuto la meglio sul brasiliano Orlando Luz in una finale tesa e combattuta durata 1 ora e 50 minuti. È il carioca a partire meglio, Luz scappa rapidamente sul 4-1, ma Collarini riesce a riprenderlo e a superarlo, portandosi subito avanti di un set. Nella seconda frazione le parti si invertono ed è a Luz a recuperare un break di svantaggio. L'epilogo però non cambia, il mancino della Canottieri Casale allunga di nuovo nel settimo game, cancella 2 palle break consecutive sul 5-4 e chiude con un dritto che non lascia scampo, tra gli applausi dei 300 spettatori accorsi al TC Padova per la finale. Solo un set, quanto Collarini ha ceduto in tutto il torneo ai suoi avversari, è accaduto al primo turno contro Viktor Galovic. Da lì solo qualche game fino al successo finale che gli ha consentito di conquistare 18 punti ATP, utili nella rincorsa al suo best ranking, quel 186esimo posto, lontano ormai 3 anni. Marco, che edizione è stata questa 2017 di questo torneo? È stata un'annata molto indecisa, tantissimi match lunghi e combattuti all'insegna dell'equilibrio. Abbiamo visto delle sorprese a livello di ranking, diciamo, però non tanto sul campo, perché abbiamo visto che dal primo all'ultimo questi ragazzi ormai giocano veramente tutti bene a tennis. Abbiamo visto delle lotte pazzesche, stiamo assistendo a delle lotte pazzesche e quindi c'è tanta voglia di andare avanti in questo torneo e a noi fa solo che piacere. Siamo molto contenti di come è andato questo torneo, perché la partecipazione dei giocatori è stata una partecipazione molto qualificata, la risposta del pubblico è stata adeguata a questo evento e soprattutto in concomitanza con la presenza nei campi di Matteo Viola e Giacomo Giunta, che sono 2 giocatori tesserati per Tennis Club Padova che partecipano tra l'altro al campionato italiano di Serie B. Quindi direi che poi il tempo quest'anno ci ha assistito in maniera costante, per cui direi che quest'anno anche la programmazione degli incontri è sempre stata rispettata e questo ha facilitato un po' i compiti anche dell'organizzazione. Direi che alla fine siamo molto contenti di come è andata. Alessandro Zambon, ancora una volta il TC Padova ospita del grandissimo tennis. Sì, come Federazione Italiana e come Comitato Regionale Veneto dobbiamo fare i complimenti al Tennis Club Padova, perché non solo ha mantenuto l'impegno che aveva preso l'anno scorso, ma addirittura ha aumentato il montepremi da $10.000 a $15.000, cosa piuttosto rara di questi tempi. Sappiamo quanto difficile sia reperire gli sponsor, prova ne sia che sono saltati dei tornei anche importanti che ormai erano diventati degli appuntamenti tradizionali. Speriamo che ritornino in futuro. Unica pecca in questa edizione è quello di non aver visto italiani arrivare in fondo. No, purtroppo no. C'era una pattuglia di italiani abbastanza agguerrita, non si sono comportati male, però al massimo sono arrivati ai quarti, purtroppo. L'anno scorso c'era un italiano in finale. Nessun italiano in finale, ma tanto bel tennis visto in campo e un montepremi in crescita che testimonia la volontà del TC Padova di dare vita a un torneo sempre più importante. Presidente, un torneo che quest'anno dei $10.000 dello scorso anno è salito a 15.000, un investimento importante per portare del grande tennis a Padova. Stiamo cercando di portare del grande tennis perché, a parer mio, del mio consiglio, noi vogliamo che i bambini che sono abituati a vivere la vita del circolo
invece di vedere solo i soci giocare che esprimono un livello che è quello che è, abbiano il contatto qualche volta con il grande tennis, in maniera che serva da esempio, da stimolo, da affezione nei confronti di questo gioco che sicuramente è uno dei giochi più belli del mondo. Da 10.000 a un 15.000 dollari, una scelta importante, insomma un impegno in un periodo in cui si sa, tutti i circoli faticano oggi a trovare risorse, voi avete deciso di scommettere. Sì, è uno sforzo importante per noi, qui bisogna ringraziare anche gli sponsor che ci hanno dato una mano e anche la risposta, devo dire, dei soci è stata importante, insomma, però la passione è tanta e questa scommessa l'abbiamo affrontata. Anche il grande tennis, quello che conta, al TC Padova nasce dunque con un obiettivo preciso: permettere la crescita costante dei suoi giovani, nella speranza che domani siano loro a contendersi la vittoria nel future. Questa è la nostra speranza, chiaramente unito a questa primaria aspettativa è chiaro che noi abbiamo il piacere di ospitare questi campioni e di vedere il tennis invece che alla televisione, vederlo anche dal vivo. L'obiettivo, si diceva, è quello di far vedere del grande tennis ai ragazzi, si è passati da un 10 a un 15.000 dollari, quindi la speranza è quella di far crescere ancora questo torneo. La speranza certo è quella di farlo crescere ancora, siamo arrivati al 105° anno di vita di questo circolo, io ne ho vissuti quasi metà e quindi sono contento però di vedere una progressione e un entusiasmo che è ancora quello degli anni che furono. Remember beard and skinny jeans, cool Vader seats, Berlin singing la 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 whoa. Il Presidente prima diceva questo torneo lo facciamo soprattutto per i nostri giovani, vogliamo che possano vedere dal vivo nei loro campi proprio del grande tennis. Sì, diciamo che questo è un torneo fortemente voluto da tutto il circolo, dai soci, dal Presidente, e questo proprio per far vedere ai nostri ragazzi che in termini di numeri sono dei numeri importanti, perché abbiamo quasi 200 ragazzi alla SAT, sono 68 i ragazzi che giocano nella nostra agonistica e abbiamo 5 ragazzi invece che nell'accademia sono a tempo pieno e quindi occupano full time il loro impegno nel mondo del tennis. Quindi per cercare di avvicinare ancora di più i ragazzi all'attività che stanno facendo, riteniamo che sia importante anche vedere dal vero e da vicino i giocatori professionisti. Proprio in questo senso, quanto importante è per loro poter vedere questo tennis? Moltissimo, io credo sia moltissimo, tant'è che è questa è una settimana nella quale fermiamo la nostra attività, tutti i ragazzi partecipano con animosità a questo evento ed è un piacere per loro poter stare vicino a questi giocatori e qualche volta poter anche allenarsi con loro, far da sparring. Tante volte mi capita di andare ai tornei e vedere che queste settimane vengono proprio date come circolo chiuso, c'è il torneo, invece qua a Padova, un po' per il Presidente, un po' per la mentalità che hanno come accademia qua, è proprio una vetrina, far vedere dove questi ragazzi possono andare a vedere, possono andare a giocare, dove possono essere anche fra qualche anno a vedere che cosa vuole anche voler dire essere professionista, come gestirsi tutta la giornata, che fatica bisogna fare, che mentalità bisogna avere. Quindi secondo me è tutto oro colato quello che viene fuori da queste settimane. I giovani, ma non solo, al TC Padova i risultati arrivano anche dai campionati a squadre, uno degli appuntamenti chiave del club. Noi abbiamo un'attività agonistica direi molto importante, perché è impegnativa anche per il circolo, perché abbiamo iscritto quest'anno 23 squadre ai vari campionati, delle quali 10 sono squadre giovanili e le squadre di punta sono rappresentate dalla Serie B maschile che giocherà i play-off per la promozione in Serie A2 e la squadra femminile di Serie C che cercherà nel tabellone nazionale di guadagnare la promozione in Serie B. Quindi siamo molto attenti e molto impegnati in questo senso. L'impegno per il tennis Padova è soprattutto quello di continuare ad aumentare le potenzialità del club e le opportunità a disposizione dei propri soci, come dimostra la scelta di realizzare un campo in paddle. Al TC Padova c'è questo campo alle nostre spalle, un campo da paddle, una scommessa l'avete definita voi? Una scommessa, sì, anche questa è una scommessa, è un'iniziativa partita da alcuni soci che giocavano in altri centri, quindi abbiamo deciso di costruire un campo da paddle anche noi, questo poi per riallacciarsi un po' alle indicazioni e al piacere di
di condividere quelli che sono gli obiettivi della federazione. La federazione sta spingendo molto anche nel mondo del paddle, crediamo che sia un'attività importante anche questa che possa svilupparsi, e da qui è nato il primo campo che abbiamo inserito, ed è un campo che devo dire funziona all'interno del circolo. E tra l'altro avete anche 2 maestri che si stanno proprio specializzando, insomma state costruendo una scuola di paddle. Esatto, abbiamo 2 maestri che stanno partecipando al corso di paddle, questo per dare l'opportunità e la possibilità a tutti i soci, anche a chi fino adesso non si è ancora avvicinato al mondo del paddle, di poter approcciare un'esperienza nuova. Un'occasione in più, insomma, quella del paddle, che permette al TC Padova di distinguersi in una realtà, quella della città del Santo, ricca di opportunità per gli amanti della racchetta. Possiamo dire che in territorio padovano occasioni per vedere del grande tennis, non solo del bel tennis, ce ne sono dunque parecchi. Direi proprio di sì, gli appassionati hanno modo di soddisfare le loro esigenze, la loro curiosità e anche di scoprire i nuovi talenti emergenti. In territorio padovano, insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta, e allora perché scegliere proprio il TC Padova? Si vive in questa città e ci si appassiona al tennis, c'è un riferimento essenziale, un riferimento inconscio molto probabilmente, un riferimento che accosta a ciò che sono i grandi risultati, a ciò che è la vera entità di questo gioco, e lo si respira solo qua.